Amici della Pallina Vulcanizzata, ben collegati in diretta dalla pista del Palalido di Valdagno, gara numero 3 delle finali nazionali di hockey pista, categoria Under 23. Buongiorno Italia, buon giovedì mattina da Domenico Tomba. La volta di Giovinazzo e Correggio ad affrontarsi sul parquet del Palalido in questa prima giornata delle finali nazionali. Andiamo subito a vedere i protagonisti, naturalmente Giovinazzo Correggio. Partiamo dagli ospiti Correggio Hockey con il numero 10 il portiere Federico Pedroni, il 5 Riccardo Gabbi, il 7 Emanuele Pedroni, il 4 Alessio Caroli, il 3 Gabriele Olban, il 6 Tommaso Castiglioni, l'1 l'altro portiere Sebastiano Severi, l'8 è Matteo Olban, il 2 Cesare Simonelli, allenatore Edu Granel con Jorge Bastias. Risponde Giovinazzo con il portiere numero 71, il capitano Ottavio D'Angelico, il 6 è Nicola Cannato, il 9 è Luigi Turturro, il 70 Luca Mezzina, il 66 Paolino Colamaria, il 19 Michele De Bari, il 3 Michele Ferrara, il 74 Francesco Monticelli, il 36 Alessandra Matulli. L'altro portiere è Simone Pigato con il numero 1, allenatore Dino Camporeale. Vediamo come decidono di partire i due allenatori. Colamaria, Cannato, Turturro e Mezzina con Ottavio D'Angelico tra i pali per Giovinazzo. Un saluto naturalmente a tutti coloro che a quest'ora del mattino ci stanno seguendo in diretta da Correggio e da Giovinazzo. Ciao Angela, perché tu mi segui in diretta sicuramente. Eccoli qua, vediamo come decide di partire Edu Granel. Un Correggio che è stato protagonista della finale del girone A di A2, con molti di questi elementi che sono oggi in pista. Partiamo con Matteo Olban, Riccardo Gabbi, Alessio Caroli in possesso pallina in questo momento, e poi con il numero 7 Pedroni, Manuele Pedroni. In porta c'è Federico, quindi li sentirete nominare magari entrambi. Attenzione, brutto rimpallo lì, pallina in faccia per Matteo Olban. Gioco fermo, comunque nulla di grave per il giocatore del Correggio, però deve accomodarsi in panchina. Al suo posto Tommaso Castiglioni. Giovinazzo che è arrivato a disputare questa fase finale certamente nella zona sud. Le partite sono meno di quelle che si possono vedere e disputare specialmente in Veneto. Paolino Colamaria elegante, incrocia il passo, un Paolo Colamaria che è stato protagonista anche in A1 proprio su questa pista del gol vittoria del Giovinazzo. Proprio lui che prova ad andare al tiro, non va. Il 66 raddoppio di Pedroni su di lui, gli ruba palla, Pedroni poi può ripartire, anzi insistita azione. Allora è Castiglioni che ha provato a ripartire, Turturro con calma verso Colamaria. Ancora Turturro, poi Cannato, fa giro palla, gioca con calma in questa prima fase. Giovinazzo, il tentativo molto velenosa qui, questa accompagnata di Colamaria che ha tirato davanti al giocatore. Tanto prova a liberare, ha provato Gabbi a recuperare l'assist di Castiglioni. C'è di nuovo Colamaria adesso in possesso per il Giovinazzo in tenuta bianca con inserti verdi naturalmente. Il cuore bianco-verde della Puglia qui a Valdagno per queste finali nazionali. Un Giovinazzo che ha anche vinto il titolo Under 23.
Attenzione, intanto Pedroni può andare 1 contro 1 verso Cannato che allunga bene la stecca e lo ferma. Poi recuperano la pallina in due, Paolo Colamaria a gestire. Un po' il faro di questa formazione, elemento nazionale under 23, le ha giocate un po' tutte Paolo, 17 e 19. Tra l'altro unico 2006 convocato quest'anno da Bertolucci per la nazionale under 23 all'Europeo. Ancora Cannato per Colamaria. Gira retroporta, trova l'appoggio su Luigi Turturro. Turturro che prova e impegna subito Pedroni. Federico Pedroni al primo intervento. Dirige l'incontro, non l'ho nominato prima, Claudio Ferraro di Bassano del Grappa. Caroli, Pedroni, Castiglioni e Gabbi, con Pedroni in porta per il Correggio. Turturro intanto a gestire, dietro per Cannato, poi Mezzina, sempre Turturro, poi PC66, Polino Colamaria cerca la sua mattonella, ce l'ha qui al Palalido. Mezzina trova i patini proprio di Turturro. Ancora Colamaria, prova ad andare, contrastato efficacemente da Riccardo Gabbi. Dicevamo un Correggio che è stato protagonista della finale del girone A di A2, poi vinto da Breganze. Ho avuto l'opportunità di commentare gara 2 di ritorno proprio tra queste formazioni. Intanto va a cercare lontano Castiglioni, ma alla meglio Giovinazzo che può ripartire con Mezzina che carica anche il tiro, pallina che resta lì, Caroli che accelera, D'Angelico, prima pallina toccata dal portiere giovinazzese che la allontana. Tutto fermo, Ferraro a richiamare la panchina bianco-verde. Dino Camporeale abbraccia Conserte a controllare i suoi. Ancora Pedroni, Emanuele Pedroni in movimento, Castiglioni, poi Mezzina che accelera, vede Paolino Colamaria libero dall'altra parte, impreciso il controllo del giovinazzese. Il cuore bianco-verde di questa squadra, protagonista anche in A1 Giovinazzo, tra l'altro quest'anno una fase di ritorno del campionato di A1 assolutamente stratosferica. Cannato dentro, attenzione lì, per un attimo non riesce il controllo, deve ripartire dalla balaustra. Ancora Paolo Colamaria, controllo impreciso ad andare al tiro. Turturro, attenzione, pallina pericolosissima, ci deve mettere il gambale Pedroni. Poi Turturro lotta con Caroli, alla meglio Pedroni, prova l'accompagnata Pedroni, Mezzina in velocità, poi scivola, colpisce a terra, secondo Ferraro. Colamaria carica, pallina che si impenna e allora Pedroni, numero con la stecca, poi sono in tre intorno a lui. Pedroni prova ad andare, attenzione al tentativo di Gabbi, a tu per tu con D'Angelico, niente da fare. Dopo i primi 6 minuti, 5 minuti e mezzo di gioco, Giovinazzo e Correggio sullo 0-0, ricordiamo due tempi da 20 minuti effettivi cada uno, essendo le finali. Ancora Mezzina, prova a metterla lì, stoppa tutto proprio Gabbi che poi prova ad andare 1 contro 1 ad Angelico, stecca bassa a Turturro. Colamaria, siamo già dall'altra parte, Colamaria cerca l'alza e schiaccia, deve
impegnarsi Pedroni per allontanare la minaccia. Federico Pedroni, numero 10, portierone correggese. Adesso dentro con il numero 8 Matteo Olban. Anche lui l'elemento di A2. Diciamo quest'anno la finale nord è stata appunto Correggio Breganze. Doppia vittoria breganzese, dunque Breganze che torna in A1. Breganze che ha anche aperto le ostilità contro il Viareggio vincendo 4-1. La partita precedente invece Seregno ha battuto Castiglione per 3-1. Invece siamo ora qui in diretta, Giovinazzo e Correggio ancora sullo 0-0. Formazioni che finora hanno giocato al piccolo trotto cercando di capire un po' la strategia avversaria. Pedroni intanto fa il numero, fermato da Turturro, poi Caroli, ancora Pedroni dall'altra parte, cerca di servire Gabbi. Cannato alza la testa, vede Colamaria, prova ad accentrarsi, la si fa invogliare dal tiro. Paolo poi preferisce un comodo appoggio su Turturro che rischia qualcosa lì con Pedroni in pressione. Dentro intanto con il 74 Monticelli. Francesco Monticelli. Cannato sulla pallina, diciamo prima la botta di Colamaria nel traffico, non trova lo specchio della porta, allora la va a recuperare Cannato sulla pressione di Olban. Colamaria prova ad accelerare e la mette lui! Paolino Colamaria, percussione dentro, incrocio sotto la traversa, niente da fare, fa 1-0 Giovinazzo. Andiamo a rivedere il replay, eccolo qua, possiamo apprezzare il gesto tecnico, ha provato a anticiparlo qui Pedroni, aveva letto bene l'idea di Colamaria che lo guarda e mette palla alta e dunque fa 1-0. Tanto si lotta qui Caroli, corpo a corpo. Colamaria Caroli, palla che sarà del Correggio con Olban a gestire. Dunque gara che si è sbloccata grazie al gol di Paolo Colamaria. Tanto Olban Pedroni, Gabbi, ancora Olban, gira bene qui Olban ma poi è la meglio nel rimpallo. Turturro incrocia il passo e accelera, Brevilino, una grande mossa qui, Monticelli per Cannato. Adesso scusate il gioco di parole che stava lì appostato sul palo destro di... Andiamo a rivedere, eccolo lì. Grazie anche dalla inquadratura bassa qui si può apprezzare, si libera da solo, si perde un po' la marcatura qui la difesa del Correggio e in un minuto ne fa 2 Giovinazzo. Quindi punteggio che cambia ancora qui al Palido, Giovinazzo 2, Correggio 0. 12° minuto letale qui per la formazione correggese. Mezzina per l'assist di Monticelli per Cannato. Schema che si chiude alle spalle di Pedroni. Ancora Luigi Turturro. Poi
poi con la Maria Olban davanti a Steccalunga, la perde ma la recupera subito Giovinazzo. Cannato per Monticelli, la coppia che ha dato origine alla seconda marcatura. La finta di Turturro che poi tiene pallina, viene via, lotta con Matteo Olban, il numero 8, poi largo ancora per Monticelli. Pedroni gliela porta via, fa ripartire Correggio. Attenzione, palla a tela, sta arrivando lì, quasi un autogol, palla che era rimasta sotto al pattino di Monticelli. Con la Maria, siamo già dall'altra parte sul retroporta, la lotta con Olban, il raddoppio di Pedroni, scarico per Cannato, poi gestisce proprio per Monticelli. Intanto fuori Cannato e dentro di nuovo Mezzina. Luca Mezzina con il numero 70 per la formazione di Dino Camporeale, che conduce 2-0 in questa gara 3 delle finali nazionali Under 23. Turturro, Monticelli, ancora Turturro, si avvede del passaggio, allora Olban la può recuperare per Correggio. Ancora Olban si mette in proprio, c'è Calassi su Pedroni, ancora lui, possesso prolungato, poi l'idea per Pedroni ma in anticipo Monticelli. con la Maria, ancora la botta di Colamaria che fa rimbombare la traversa della porta di Pedroni. Tanto D'Angelico, poi il più veloce di tutti, ancora Colamaria che si accentra, cerca il numero, stavolta Pedroni legge bene l'idea del numero 66 biancoverde, sventa la minaccia, punteggio che resta sul 2-0. Gabbi intanto si gira bene, Gabbi, era buona per Pedroni, l'anticipo ancora di D'Angelico. Con calma Monticelli sull'idea di Turturro che adesso riprende pallina, prova ad alzare un po' la pressione. Correggio sotto di 2, time out chiesto proprio da Correggio, 8:59 da giocare. Primo piano qui per la panchina del Giovinazzo, rivediamo intanto le due marcature. Qui c'è questo taglio di Colamaria che poi la mette lì, il tentativo di anticipo di Pedroni. E poi questo schema di tutto in velo, tutto di prima, Turturro, Monticelli, Cannato che la conclude lì. Bella questa ripresa dal basso che consente di apprezzare la posizione di Cannato che riesce a eludere la marcatura correggese lì in rientro e chiude sul palo destro della porta difesa da Pedroni. I due gol che finora decidono questo match quando mancano 8:59 alla fine del primo tempo. C'è da asciugare la pista, ci pensa Elena Cogliati, uno dei tanti volontari che permettono questa, di poter avere questa manifestazione qui al Palalido. Si riaccomoda adesso al tavolo, tutto pronto. Fischia Ferraro, si può ripartire. Caroli per Olban e poi Pedroni dalla propria tre quarti, la cerca Pedroni, palla che finisce in tribuna in curva sud.
palla che sarà nelle stecche del Giovinazzo, anzi scusate, del Correggio. Caroli che prova giù per Pedroni, c'entra anche Gabbi, potenziale 2 contro 1, Turturro Mezzina, la botta di Mezzina ma è centrale, ci pensa, è ben piazzato Pedroni nella circostanza. Lo di fatto in questo contropiede 2 contro 1, Mezzina il controllo per Paolo Colamaria, la finta di Colamaria per Mezzina, non abbocca la difesa del Correggio e quindi Turturro Mezzina per vie centrali, largo Colamaria. E poi Monticelli, l'assist della seconda rete, buona l'idea dentro di Colamaria per Mezzina. Siamo già dall'altra parte con Pedroni in percussione, l'idea, non è gol, anche se è già fischiato Ferraro. Colamaria la finta col bastone su Pedroni, dall'altra parte a scaricare Monticelli, sta alzando la pressione il Correggio che è sotto di 2. Olban per per Pedroni, poi c'è questo errore, Monticelli la riconquista, stavolta era corretta la marcatura correggese. Olban per vie centrali alla naviga nella prateria qui Olban, l'idea di Caroli sull'assist, è un po' in ritardo, si è un po' aperta a Correggio, Colamaria la perde sulla pressione proprio di Caroli, dentro su D'Angelico che controlla e fa ripartire Turturro. Ancora Colamaria, Olban a stecca lunga, Turturro. Giovinazzo adesso in tranquilla gestione, vorrei dire, ha sicuramente rallentato il ritmo e deve essere Correggio che deve provare ad accelerare qualcosa. 6:36 ancora da giocare in questo primo tempo, Giovinazzo avanti 2-0. Tanto Pedroni su Mezzina, c'è il fallo. Edu Granelli intanto che sta dando disposizioni a Tommaso Castiglioni. Poi Gabbi qui bene, cerca di servire Pedroni, ancora Gabbi, D'Angelico con la stecca bassa, Mezzina, Colamaria, la botta di Colamaria, Pedroni fa buona guardia. Ancora Colamaria per il neo entrato Michele Ferrara. Rimane retroporta, la cede a Colamaria che prova ad accentrarsi, lo scarico per Mezzina che restituisce palla a Ferrara con il numero 3. Prova a allontanare pallina ma c'è una bella opportunità. Caroli è andato a cercare Olban davanti ad Angelico, niente da fare. Ancora Olban. Tiene palla il numero 8 correggese, Gabbi. Contrastato da Mezzina ma Gabbi tiene pallina, poi Olban. Time out intanto chiesto da Dino Camporeale. Pedroni fermato da Monticelli, trattenuta, fallo di squadra, lo fischia Ferraro e c'è time out chiesto da Dino Camporeale. Riusciamo ad avere questi bei primi piani sulle panchine, non abbiamo il microfono in panchina.
anche perché, come avrete avuto modo di sentire, tipo ieri sera, non era molto gradito ascoltare i time out. Edu Granelli e Dino Camporeale preferiscono tenersi le proprie tattiche riservate. Intanto c'è Jorge Bastias che va a gestire i due portieri. C'è da dire un Federico Pedroni incolpevole sulle due reti che ha ricevuto. Lì è saltata un po' la marcatura sul secondo. Suona la sirena, squadra è pronta a rientrare. Olban, Castiglioni, Pedroni e Caroli per Correggio. Ferrara con la Maria, Cannato e Monticelli. Ancora Monticelli per con la Maria. Un po' di pressione di Caroli sul portatore di palla bianco-verde, sul faro di questa squadra. Cannato, ancora palla con la Maria. Con la Maria che l'aveva anche messa benissimo, ma aveva già fischiato allo Ferrara. Non si può nemmeno parlare di gol annullato, aveva messo una gran palla nel 7 Paolino. Monticelli la recupera bene, potenziale 3 contro 2, Ferrara, Cannato, arriva anche con la Maria. Monticelli carica la botta, Monticelli non trova la porta, l'anticipo di Colamaria, poi può andare Pedroni, attenzione, D'Angelico fuori 1 metro, alza guantone e stecca, stoppa tutto l'estremo difensore bianco-verde. Ancora Ferrara per Colamaria, e giù si fa tentare dal tiro Castiglioni, si scontrano i due, gesto d'intesa, riprendono a giocare. Caroli, Cannato lo ferma con la Maria. 3:38 ancora da giocare, Monticelli riesce a stopparlo, ancora con la Maria che la recupera, cerca la botta sopra la traversa. Qualcosa da dire alla sua difesa Pedroni. Caroli, altro 3 contro 2, Cannato per Ferrara che la mette addosso alla pettorina di Pedroni. Ancora Cannato, scarica per Paolino, poi Ferrara, esce adesso Paola Colamaria a rifiatare per Mezzina. Cannato gestisce questa pallina, la meglio Mezzina, ancora Monticelli retroporta. Castiglioni riparte per i suoi, trova Pedroni sull'altro lato, Pedroni lì da solo, c'è Cannato che lo bracca da vicino e poi riconquista pallina Cannato, Chili, attenzione per vie centrali, Cannato, Ferrara, gran risposta di Pedroni. Fede Pedroni, il portierone numero 10 correggese, qui gran risposta al tentativo di Ferrara, legge benissimo la situazione. Correggio con Olban per vie centrali, poi ancora Castiglioni e Pedroni, lo scambio tra i due. Caroli dalla propria tre quarti con il numero 4, sempre Cannato lì, mastino difensivo, poi è molto veloce a ripartire, una minaccia costante sulle vie centrali, qui per vie centrali Nicola Cannato, eccolo qua ancora lui, attenzione, poi sul rimpallo Mezzina la prende in bocca, accidenti, rimpallo
D'Angelico che va a chiedere di poter pulire la maschera, esce Mezzina, rientra Paolino Colamaria. Per spiegare qualcosa a Ferrara. Castiglioni, Pedroni, Olban e Caroli, Monticelli, Colamaria, Ferrara e Cannato per il Giovinazzo. In questo momento di ilarità in Claudio Ferraro con i ragazzi in pista, e va bene così, anche per andare a significare lo spirito di queste finali nazionali. Ogni partita un'esperienza, qualcosa da portare a casa. Torniamo in diretta, partita che ricomincia, scorre il cronometro per gli ultimi 90 secondi di questo primo tempo con Giovinazzo avanti 2-0. Colamaria per Monticelli, ancora Paolo Colamaria che gestisce palla lì sul cerchio di centrocampo. Lo scambio, il possesso prolungato, Colamaria che si libera per il tiro. Cercato la sua mattonella lì al Palalido, quella che ha punito Valdagno nella penultima di campionato di A1. Ancora Olban intanto per Correggio. Castiglioni, poi Pedroni prova ad andare alla conclusione, lo mura. Ultimi 40 secondi di questo primo tempo, potrà tenerla fino alla fine Giovinazzo. Vediamo Monticelli, è stato a cercare l'assist su Cannato, ancora Ferrara, 30 secondi. Monticelli, Monticelli che scarica su Nicola Cannato con calma, adesso fa un buon possesso la formazione di Dino Camporeale in questa circostanza. Ancora Monticelli per gli ultimi 12 secondi, si gira bene Ferrara, non trova il gol, trova l'opposizione di Federico Pedroni. Paolo Colamaria per gli ultimi secondi, palla che poteva diventare anche pericolosa, non trova la porta, però sarà palla a 2 a 1 secondo e mezzo dalla fine. Fischia Ferraro. Finisce qui questo primo tempo, un bel primo tempo disputato senza troppi timori reverenziali e anche senza troppi ragionamenti tattici. Giovinazzo avanti 2-0 sul Correggio, sotto di noi Valdagno che comincia a scaldarsi. Sarà la prossima partita, il debutto dei padroni di casa tra Valdagno e Sarzana alle 13:30. A risentirci tra 8 minuti circa, qui sempre in diretta dal Palalido di Valdagno.
Ben ricollegati in diretta per questo secondo tempo di Giovinazzo Correggio. Ancora buongiorno da Domenico Tomba qui dal Paralido di Valdagno. Secondo tempo di Giovinazzo Correggio, primo tempo Giovinazzo 2, Correggio 0, i gol di Colamaria e Cannato. Vediamo come ripartono le due formazioni. Giovinazzo con Colamaria in possesso palla ora, poi Cannato, Turturro e Monticelli. In porta Ottavio D'Angelico, mentre Correggio risponde con Pedroni tra i pali. Questo con il numero 4 è Caroli, il 5 è Gabbi, il 7 è l'altro Pedroni, Manuele. Tanto ha provato Olban lì alla conclusione, murato da Turturro che incrocia il passo e riparte. Turturro a tu per tu con Pedroni. Olban, Matteo Olban con il numero 8. Tanto la palla per Giovinazzo che sta riprovando a salire, potenziale 2 contro 1. Pedroni però cerca l'accompagnata, la sorpresa su D'Angelico che non si fa cogliere impreparato. D'Angelico che è stabilmente con la 1 della FP. Tanto Caroli, diciamo un primo tempo dove non si è visto chissà cosa, ma in queste partite, ne parlavo prima anche con qualche addetto ai lavori, l'importante è portare a casa 3 punti con il minimo impegno fisico, perché sono 4 lunghe giornate di sport, gioco, impegno fisico-mentale, e quindi qualche volta in determinate circostanze è anche meglio massimo risultato con il minimo impegno. Turturro, tanto Pedroni lotta lì con Cannato, poi Gabbi alla meglio, Olban per vie centrali ma è da solo, prova Colamaria, lo ferma e riparte, allarga per Luigi Turturro, poi va giù Colamaria, tutto regolare. Si continua a giocare, abbiamo 2 tempi regolamentari da 20 minuti di gioco effettivo in queste finali nazionali Under 23 qui a Valdagno dal 5 all'8 giugno. Paolino Colamaria, PC 66, Monticelli 74, 9 Turturro. Turturro prova a caricare il tiro, c'è Caroli lì davanti che dice di no, ma ancora Turturro che insiste nella sua azione. Deve metterci la stecca Pedroni per dire di no. Colamaria poi cerca la conclusione, non riesce alla spizzata là davanti di Nicola Cannato, e allora Correggio riparte con Pedroni, poi Olban e poi Caroli, scambia con Gabbi. Gabbi che prova a dar via Colamaria, il Turturro che ne esce, potenziale 3 contro 2, Turturro, Cannato, attenzione, sembrava tutto facile qui per Nicola Cannato, se non che in porta c'è Pedroni a dire di no, e allora Monticelli che fa ripartire proprio Colamaria. Ora Paolo di forza qui retroporta, lo scarico per Turturro. Ancora Cannato e poi sempre lui, Paolino Colamaria, la gestione dalla propria tre quarti, gestisce pallina, abbiamo detto prima, faro bianco-verde. Colamaria la finta di corpo, cerca la conclusione, Pedroni con la stecca bassa a dire di no. Tanto Caroli per Gabbi, Riccardo Gabbi, numero 5 del Correggio. Pedroni retroporta con Cannato e D'Angelico. Adesso il cambio è con Monticelli. Pedroni cerca il numero, pallina che finisce a sinistra della porta difesa da Ottavio D'Angelico, l'estremo difensore bianco-verde. Turturro, vie centrali, doppio intervento di Pedroni sul tappin ravvicinato di Colamaria dopo il tiro di Turturro. Intanto Caroli, la botta di Caroli
Monticelli sfrutta il rimpallo sulla balaustra, Cola Maria può caricare, ci mette la stecca proprio Riccardo Gabbi. Ancora Cola Maria cannato, doppio tentativo e risposta sempre di Pedroni col gambale. Tanto Gabbi si mette in proprio, Pedroni che va giù, attenzione, fallo di squadra fischiato da Ferraro. Andiamo a rivedere qui, chi non ha dubbi l'arbitro bassanese. La pista da ripulire dopo la caduta di Pedroni. Tutto pronto per ripartire, 14:37 ancora da giocare, partita ancora lunghissima, almeno per quelli che sono i tempi dell'hockey pista. Giovinazzo avanti 2-0. Riccardo Gabbi deve tornare in pista, riposizionarsi in gabbia Pedroni. Tutto pronto, si può ripartire, ricomincia a scorrere il tempo, sarà palla a 2, anzi no, viene fischiata palla alta prima che finisse nella parte posteriore della rete di D'Angelico. Luigi Turturro. E allora ancora con la Maria, attenzione però il break di Pedroni, gol! La riapre Manuele Pedroni. 14:21 da giocare, ruba pallina sulla tre quarti del Giovinazzo e fa secco D'Angelico. Andiamo a rivedere, ecco qua, incrocia benissimo, non la mette forte, guarda il portiere, la mette lì di precisione. Gol di Manuele Pedroni. Ancora Pedroni, prova ad andare via. E dunque Correggio che trova la rete grazie al suo numero 7, va 2-1. L'abbiamo detto prima, 14 minuti è un tempo molto lungo, anche perché lo ricordiamo è gioco effettivo e quindi solo quando la pallina vulcanizzata corre anche il tempo, quando si ferma anche il cronometro. Monticelli intanto la recupera, cerca Paolo Cola Maria lungo sulla balaustra, Cola Maria prova a colpire, non va. Allora rientra ancora sempre lui, Cola Maria per Mezzina, poi Monticelli di prima su Turturro che va via, buona l'idea dentro, c'è fallo, palla in movimento. Intanto ai piedi delle due curve, in curva nord Valdagno e in curva sud Sarzana, pre-riscaldamento tecnico. Pedroni retroporta, l'autore della rete, che ha rischiato qualcosa D'Angelico, questo tentativo da vicino. Ancora Pedroni, cerca l'alza e schiaccia, la trova anche, non trova la rete. Adesso retroporta, ci va Olban, vediamo cosa si inventano i due. Olban prova a girarsi, riesce anche a colpire. Adesso c'è Turturro che carica la botta, deve rispondere Pedroni dall'altra parte. Fede Pedroni evidentemente, numero 10 del Correggio. Tanto Monticelli per Turturro, ancora Turturro, fa tutto lui, poi Cola Maria
Quindi c'è bagarre adesso davanti alla porta del Correggio. Pedroni va per terra, Pedroni nel contrasto con Monticelli. Monticelli esterno della rete, con l'impressione del gol un po' troppo in là per riuscire a centrare lo specchio della porta. Rete che si gonfia ma dal lato sbagliato. Intanto ancora Pedroni contro Turturro. Bel gesto tecnico qui del numero 9 biancoverde che lo ferma e fa ripartire i suoi. Poi Mezzina e Monticelli. Con la Maria, l'intercetto di Pedroni che prova a lanciare Olban. Olban cerca di colpire Olban, ma sarà punizione di prima sul tentativo di Olban. Chiara occasione da gol, ostacolato irregolarmente al momento del tiro. Punizione di prima senza cartellino. E quindi altro momento importante, a 11:32, intanto un primo piano delle due panchine. Questa è quella giovinazzese. Mi pare di vedere Turturro che va a rifiatare in panchina al suo posto Amatulli. Alessandro Amatulli, il numero 36, fa girare anche i suoi uomini. Ha sicuramente una panchina più lunga Giovinazzo rispetto a Correggio. Edu Granel ha certamente meno effettivi, proprio anche numericamente parlando. Qua Simone Pigato, l'altro portiere, è facilmente riconoscibile per la bionda chioma. Si incarica della punizione di prima Matteo Olban, il numero 8, contro D'Angelico. Fischia Ferraro, parte Olban, la mette lui con un paio di ganci ravvicinati, gancio contro gancio e poi sopra alla stecca del portiere. E dunque Correggio riapre tutto a 11:28. Da 2-0 a 2-2 in questo secondo tempo. 11:25 ancora da giocare. 2-2 tra Giovinazzo e Correggio qui al Paladio di Valdagno. Pedroni intanto che riparte, potenziale 2 contro 2, attenzione, scusate, 2 contro 1, ma Mezzina stoppa l'assist lì possibile. Allora Caroli che la riprende, braccato da Paolo Colamaria. Olban, scadono i 5, secondo Ferrara. Olban autore del pareggio su punizione di prima. Tanto Amatulli tocca la sua prima pallina in questa competizione nazionale. Qua va a cercare l'idea dentro di Monticelli che non va. Allora proprio Amatulli, poi incrocia il passo dall'altra parte. Paolo Colamaria. Olban con Pedroni, attenzione, Olban va alla conclusione, D'Angelico distinto qui, poi perde pallina, ancora Pedroni, velenosissima situazione. Deve fare gli straordinari adesso Ottavio D'Angelico. Un Correggio che dopo il pareggio sta guadagnando metri sul parquet del Palalido e opportunità. Partita adesso equilibratissima, anche se è presto naturalmente per pensare a soluzioni estreme. Ancora Pedroni, raddoppio su di lui. Questa intanto è un'azione con la Maria che la recupera
doppia finta per Colamaria e poi lì per Monticelli. Giovinazzo che torna avanti, l'assist di Paolo Colamaria. Monticelli da lì non può sbagliarla, la mette sul 7 dall'altra parte. (9:36 da giocare), il gol di Monticelli per il 3-2 Giovinazzo. Ancora Caroli, Olban, Pedroni, bella opportunità, palla alta. Partita che adesso si è riaccesa dopo il pareggio del Correggio e il gol del Giovinazzo. Siamo sul 3-2, Pedroni qui di esperienza la porta via Monticelli, poi Paolo Colamaria, altrettanta esperienza, la recupera e va a portare su palla per i suoi, poi va retroporta, la può mettere lì per Mezzina, deve fare gli straordinari qui Pedroni. Intanto è rientrato Tommaso Castiglioni, Matteo Olban lotta lì, Castiglioni la recupera, scarica per Caroli dall'altra parte, fa girare bene i suoi uomini. E l'altra opportunità per Caroli con D'Angelico che si mette in luce, fa girare bene i suoi uomini Edu Granel, allenatore, il mister del Correggio, scuola catalana. Amatulli intanto per Giovinazzo, c'è un fallo di squadra, una probabile, vediamo se mima il gesto, mi è sembrata una trattenuta da parte di Caroli. Palla che torna nelle stecche correggesi con Caroli che viene giù sulla balaustra, poi prova ad accentrarsi, il numero di Caroli lo ferma Amatulli, senza troppi complimenti qui la difesa. Poi il fallo di Pedroni, 6 falli Giovinazzo, 4 Correggio, partita finora più che corretta. Nicola Cannato per Paolo Colamaria, preso in controtempo il passaggio su Mezzina, Caroli che reimposta per vie centrali, Correggio che passa alla metà campo, scarico per Castiglioni, Tommaso Castiglioni, Olban prova la conclusione sul pattino di Cannato, palla che resta lì, Cannato, Colamaria con calma, Paolo supera la linea di metà campo, scarica per Amatulli, numero 36 biancoverde. Poi Pedroni d'esperienza, 3 contro 3, Pedroni la finta, Olban della tocca piano, poi Caroli dall'altra parte cambia lato, Correggio, Caroli prova ad andare lì, qui non so se potremmo rivedere, non ho capito, è stato un miracolo di D'Angelico, tanto siamo già dall'altra parte, può caricare Colamaria! Vediamo se no, adesso qui abbiamo il replay, no, il gol fantasma, no, vi prego. Si rimane sul 3-2, si continua a giocare.
botta di Caroli, quindi Cannato, conclusione che resta lì con la Maria che si impenna davanti a Pedroni. È sempre lui, sempre Pedroni, l'altro però non l'estremo difensore. Mezzina intanto fa ripartire Giovinazzo e poi con la Maria per vie centrali. Con la Maria si mette in proprio, rientra Ferrara con il numero 3 biancoverde, Michele Ferrara. Poi pallina innocua che arriva dalle parti di D'Angelico e fa ripartire Cannato. Mezzina rischia qualcosa in questo retropassaggio. Ancora Mezzina, prova bassa e allora Ferrara dall'altra parte, sempre Nicola Cannato, ancora con la Maria. Minutaggio 50 minuti o quasi per Paolino, PC 66. Scarico per Cannato, ancora con la Maria. E Caroli adesso può andare 1 contro 1 su Cannato, che però con l'aiuto di Ferrara lo ferma in maniera regolare. Lo aspetta lì, non cade nella finta. Ferrara. Poi ancora Cannato. Sul retropassaggio di Colamaria scatteranno i 5 e rischia qualcosa qui la pallina che esce sulla panchina di Dino Camporeale, che poi la rimette in campo. Sarà palla a Correggio. 4,57 da giocare con Giovinazzo avanti 3-2. Pedroni, Gabbi non si intende, palla che torna nelle stecche biancoverdi con onnipresente Paolo Colamaria. Palla alta, sarà di nuovo nelle stecche della formazione in casacca blu con inserti bianchi. Gabbi che la sbaglia. Succedono anche queste cose in queste partite, non solo qui in effetti, e poi la tensione cresce col passare, col trascorrere dei minuti. Adesso Giovinazzo, dopo essere stato avanti 2-0, è raggiunto sul 2-2, avanti 3-2. La Maria cerca un improbabile alza e schiaccia lì nel traffico. Tanto Ferrara riesce a uscire, lotta con Caroli. Chiede di poter pulire la visiera ad Angelico. Situazione falli 6 Giovinazzo, 5 Correggio. Ma partita che scorre via senza episodi disciplinari. (4-0-8) ancora da giocare in questa gara numero 3. Il prossimo incontro sarà il debutto dei padroni di casa, Valdagno contro Sarzana, e avrò di fianco a me Fausto Pozzan, il mio compendio storico integrato per quello che riguarda le telecronache. Torniamo in diretta. Monticelli che è rientrato, poi Cannato, ancora Ferrara, l'errore di Ferrara, attenzione, pallina che resterà lì, se ne impossessa Olban, che
che quindi recupera questa opportunità per Correggio. Pedroni, la finta di Pedroni, Cannato, Ferrara si fa perdonare l'errore di prima. Ferrara l'idea dentro per Paolo Colamaria, la stecca di Pedroni a dire di no. Ancora Nicola Cannato, adesso fa girare pallina, poi Monticelli, rimpallo favorevole alla FP. Ancora Ferrara per Cannato che supera, elegante, salta Pedroni, arriva sul fondo, trova l'appoggio di Monticelli, sempre Cannato, poi Colamaria che parte bene, cerca la conclusione, ma Matteo Olban adesso sempre per vie centrali, punta molto Olban, la risposta col guantone, poi bagarre lì alla fine 3 contro 1. Colamaria, stavolta è buona, il gol di Paolo Colamaria, la finta e poi sul primo palo, andiamo a rivedere, eccolo qua, la riceve e poi la piazza lì sul primo palo. 2:31 da giocare, ecco la Maria fa 4-2. Ancora Monticelli con la Maria, Pedroni, Ferrara, il tentativo di spizzata di Colamaria sull'assist molto, molto intelligente di Michele Ferrara. Caroli dall'altra parte, attenzione perché 2 minuti ancora da giocare. Monticelli incrocia il passo e riparte, poi cerca di sorprendere, fallo di Cannato che esagera col fisico Nicola. Olban per Caroli, Pedroni, si è dannato l'anima qui Pedroni in questo inizio di campionato, in questo primo incontro del Correggio con il Giovinazzo. Lui e Colamaria sicuramente i miei 2 MVP oggi. Olban, poi Caroli che prova a ripartire, Caroli, la botta di Caroli, c'è il fallo, fischiato. 1:28 da giocare, nulla di fatto, è già il braccio alzato. Intanto Ferrara fa tutto da solo, alza e schiaccia il gol. Che numero del numero 3, il sorriso di Michele Ferrara. Andiamo a rivedere, eccolo qua, riparte da solo, alza e schiaccia, gliela tocca piano e fa 5-2 Giovinazzo. Quando manca un minuto scarso alla fine ci ha provato Olban, adesso sono 3 le reti di vantaggio da gestire per Giovinazzo, con Colamaria che guadagna secondi preziosi. Ultimo giro di lancette per questa Giovinazzo Correggio, gara 3 delle fasi finali del campionato italiano Under 23. Sono intanto Monticelli, Colamaria, ancora Monticelli, potendo palla ancora 17 secondi Giovinazzo. Pedroni indomito, sempre lui, ancora Pedroni, doppio tentativo, Cannato viene via, poi va giù, fallo di squadra, non se la sente, tira fuori il cartellino qui Ferraro. 20 secondi da giocare, 5-2 Giovinazzo, il doppio tentativo correggese sventa tutto d'Angelico. Palla bianco-verde per questo ultimo scampolo di partita, Michele Ferrara.
e resa con l'onore delle armi per il Correggio da parte della formazione giovinazzese. Bel gesto qui. Finisce qui Giovinazzo Correggio, Giovinazzo 5, Correggio 2 nel primo tempo con la Maria e Cannato per il 2-0, poi il pareggio di Pedroni, Olban su punizione di prima, fa 2-2 e poi Monticelli con la Maria ancora e Ferrara per il definitivo 5-2. Questa gara numero 3 delle finali nazionali. È tutto per questa gara 3. Noi ci risentiamo tra un po' assieme a Fausto Pozzan per Valdagno Sarzana e il debutto dei padroni di casa sulla pista del Palalido. A presto.